tutti. Ecco, questo è un lavoro che ho creato anche per Ludwigsburg e anche sempre si vede, è come una pagina con del pentagramma, no? Come dire, quindi è un lavoro che è come che deve essere suonato, no? E c'è questa forma ellittica, no? È giusto? Sì. Ecco, che è una forma che ricorre spesso, perché se vuoi ti rimanda a quello blu dietro, no? Che se vuoi contesta. E anche in parte al seme. Al seme. Ecco, è una forma per me molto spirituale, molto sì. Ecco, come dire, diciamo che questa forma ellittica è un po' come la nota, no? Che si sposta secondo la pagina, no? La diversità della pagina. E qui il pentagramma scompare, no? È come se fosse evaporato, no? Come dire, però come dire c'è il riverbero del suono. Ecco, questo è in canto, poi cioè, in canto, che sia tu ti incanta, e sia in che va verso il canto, no? Sì, mi piace molto giocare sulle parole, così. Ecco, avanto molto la Infatti poesia. era uno dei primi titoli che ci eravamo impensati per la mostra, Sì, l'incanto, perché, perché è molto immediato per capire il tuo il lavoro. Giusto, giusto. Ecco, e quindi ho usato la foglia d'argento, che ha una sua preziosità, come dire, sì, come dire, che ti rimanda a dei suoni, è come un gong, come dire, no? È molto importante la scelta dei materiali. Quando io penso a un lavoro, prima mi viene l'idea, un'immagine, mi viene il titolo, poi il problema è quello di creare i materiali giusti per l'idea, perché non tutti i materiali sono giusti per l'idea che stai avendo. Certo. E quindi faccio una ricerca pazzesca, no? Ecco, e poi per la realizzazione sono lavori che vengono realizzati spesso in piccole aziende, artigiani, così, e quindi è molto importante l'uso. È un po' come l'arte italiana, anche dal Rinascimento, anche prima, l'artista e l'artigiano lavoravano assieme. Quello che creava la cornice era fondamentale, era importantissimo, no? Oppure quello che metteva la foglia d'oro, l'artista, così. E io devo dire che ho avuto la fortuna di conoscere degli artigiani straordinari in Brianza, ho lavorato molto. Sono delle persone con una sensibilità, gente che ha fatto sì no la quinta elementare, però intelligenti in un modo. I figli che hanno fatto la boccone non sono così intelligenti come i genitori. Ecco. Ha una sensibilità, è qualcosa che si è tramandata, come dire, proprio mentalmente, oralmente, no? E poi sono entusiasti, hanno un entusiasmo, si appaiono con l'artista, non ti bloccano mai, anzi ti incitano. Okay? E quindi devo dire, ho trovato delle belle persone, quindi diciamo il mio lavoro diciamo, si è creato, si è valorizzato anche per merito di queste persone, bisogna riconoscere l'apporto che hanno dato.